Basta croci in montagna. Qualche giorno fa lo scrittore Marco Albino Ferrari, da 8 mesi direttore editoriale delle testate del CAI, ha affermato: sono anacronistiche e quindi stop all'innalzamento di nuove croci. Una riflessione che si aggancia a quello che da decenni denunciano gli ambientalisti rispetto alle croci che insidiano l'integrità naturale dei crinali, una riflessione che è tracimata poi in una valanga di polemiche politiche e si è chiusa con tante scuse e una presa di distanza addirittura dai vertici del club alpino. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 26 giugno 2023. La prima notizia del giorno riguarda la bufera che ha investito il CAI, il club alpino italiano, dopo la presa di posizione del direttore della rivista del club rispetto appunto alle croci in montagna, una questione annosa, scrive il Gazzettino di oggi, che ogni tanto riaffiora e suscita sempre un polverone anche tra i membri del CAI, la più antica associazione di appassionati della montagna. Le croci in vetta sono 372 sulle Alpi, molte sono lì da secoli, più di 70 sugli Appennini. Alcune sono gigantesche, ad esempio quella sul Monte Catria, al confine tra Umbria e Marche, alta 18 metri, sul Monte Amiata ne spicca una di 22 metri. Gli ambientalisti da anni sono contrari, dicono che appunto l'impatto delle croci sul paesaggio è non trascurabile e andrebbe appunto limitato. Nei giorni scorsi la presa di posizione del direttore della rivista del CAI, che è stato poi travolto da una valanga di polemiche politiche. Sono insorti i ministri addirittura del governo Meloni. Salvini, segretario nazionale della Lega, ha dichiarato: dovrete passare sul mio corpo per toglierne anche solo una. Insomma, la destra contro il CAI, e alla fine i vertici del club alpino italiano sono stati costretti a scusarsi e prendere le distanze. Ma sulle pagine del Gazzettino di oggi c'è una intervista a Gianni Gianeselli, accademico del CAI, titolo che viene attribuito per statuto da alpinisti che hanno acquisito meriti speciali, e che invoca maggiore sobrietà rispetto alle croci in vetta, chiedendo lo stop a nuove installazioni. Certe croci sono un pugno nell'occhio, dice l'alpinista bellunese, vanno bene solo se sono molto discrete. Sta di fatto che su certe cime se ne trovano di alte più di 2 metri, senza contare poi un ulteriore aspetto collegabile alla sicurezza. Se un escursionista arriva in cima a una montagna e lo coglie, come accade non di rado, un forte temporale, un'installazione di metallo può trasformarsi in un oggetto pericoloso, spiega sempre Giansenelli. Attenti ai fulmini quindi. E allora, in sostanza, il simbolo va bene se discreto, non se è un pugno nell'occhio, e può anche diventare pericoloso. Questa la posizione dell'alpinista bellunese intervistato dal Gazzettino. Gianeselli aggiunge poi che per chi le colloca in vetta, le croci rappresentano una specie di medaglia che si vuole continuare a vedere da valle, con il luccichio quando il sole le colpisce al tramonto e all'alba. Altra voce sentita dal Gazzettino, quella di Roberto De Martino, originario di Comelico Superiore, dal 92 al 98 presidente nazionale del CAI, attuale vicepresidente del Film Festival International Alliance for Mountains, che rispetto alle croci in vetta dice: il CAI non dice di abbattere le croci esistenti, ma di limitare le nuove per evitarne la proliferazione, perché non si deve perdere il senso della misura e delle proporzioni. De Martino è convinto infine che aver dato la stura a questo intervento del CAI centrale sia stato un preciso recente episodio. Sul Monte Baldo, nel Veronese, si voleva costruire una croce enorme, idea che ha fatto storcere il naso a molti. Insomma, continua il dibattito sulle croci nelle vette dolomitiche e non solo nelle vette delle montagne italiane, un dibattito in cui gli alpinisti hanno le idee
chiare, chi con più moderazione, chi con una posizione più netta rispetto comunque alla necessità di limitare le croci in cima alle montagne, e la politica, o meglio la destra, con addirittura i ministri del governo Meloni, invece decide di buttarla in polemica. Voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi parlando della politica regionale, e qui sì che le polemiche fioccano. È caos nella Lega dopo il congresso regionale che ha visto la netta vittoria del candidato di Salvini, Alberto Stefani, eletto segretario della Lega Veneta. Franco Manzato, invece, lo sfidante, è uscito sconfitto dal congresso regionale, ma il più sconfitto di tutti in un certo senso è Roberto Marcato, assessore regionale della Giunta Zaia, che nemmeno aveva depositato alla fine la sua candidatura dopo mesi di corsa in previsione del congresso regionale. Ed è proprio Roberto Marcato che oggi sui quotidiani del gruppo Gedi si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lancia una serie di provocazioni, una serie di frecciatine anche nell'intervista di Filippo Tosatto. Lega, ormai contano solo i posti da occupare e adesso sto riflettendo se restare nel partito, dice il bulldog Roberto Marcato, come viene chiamato, a ruota libera tra il suo passo indietro e l'esito del congresso veneto. Marcato dice: mi hanno detto che ero divisivo con Manzato, è arrivata una disfatta umiliante, quindi ne ha per tutti Marcato, neanche per Bitonci, naturalmente l'altro padovano forte della Lega. Bitonci gioisce, speriamo sia così anche dopo le prossime elezioni. E su Zaia, il presidente della giunta regionale del Veneto, Marcato dice: chi nasce tondo non muore quadrato. In risposta questo alla domanda dell'intervistatore che gli chiedeva se si aspettava un sostegno esplicito da parte del presidente della regione. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, che dedica un articolo al personaggio, lo strappo di Marcato: io lasciare la Lega, tutto può succedere. L'assessore regionale dice: non si resta in un partito a ogni costo, il potere per il potere non mi ha mai affascinato, con me candidato si sarebbe vinto, da re, Coin, Gobbo non mi interessa sentirli. Qui il riferimento è alla cordata dei bossiani che hanno sostenuto Franco Manzato contro Alberto Stefani, invece candidato dell'ala salviniana. Marcato ancora dice: non ho dato indicazioni, ma tanti per reazione al tradimento hanno votato proprio Alberto Stefani, parole naturalmente che difficilmente possono essere verificate. Ma ancora una notizia riguarda le dimissioni shock del sindaco di Castelfranco. Qui siamo proprio dentro il caos della Lega Veneta. Stefano Marcon prima vota al congresso regionale della Lega Franco Manzato e poi l'addio, si dimette appunto da sindaco di Castelfranco e quindi di conseguenza da presidente della provincia di Treviso. Dimitri Coin, segretario della Lega di Treviso, continua a fare pressing su Marcon perché ritiri le sue dimissioni e dice: è stato lasciato solo da chi c'era prima. Vertici nazionali e regionali insofferenti rispetto a questo episodio, leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi. È l'ennesimo caso che dimostra il livello delle frizioni e della confusione interna al partito di Matteo Salvini. Certo, che arrivasse un sindaco a dimettersi in polemica con la Lega in una città importante come Castelfranco Veneto, davvero forse non era mai successo. Queste dimissioni fanno arrabbiare anche l'alleato della Lega, Fratelli d'Italia, insomma un caso che rischia di travolgere l'intero centrodestra. Il tutto mentre, con un'intervista al Gazzettino, il neoeletto segretario regionale Alberto Stefani prova
a raddrizzare la barra. Ora basta polemiche, c'è tanto da lavorare, mai guardare indietro. Sul risultato dice: me lo aspettavo, si tratta di una legittimazione importante, voglio sezioni aperte a forze positive, raddoppierò gli iscritti, promette Stefani. E su Manzato dice: vuole andarsene, è libero di fare le sue scelte. Con Roberto invece qui si parla di Marcato, ci sentiremo. Da primo cittadino dico che prima viene la comunità, inviterò Marcon a ritirare le sue dimissioni, dice rispetto al caso di Castelfranco. Questo per quanto riguarda la fase post-congressuale della Lega Veneta, una fase piuttosto caotica come vediamo. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima riguarda una sentenza della Cassazione che ha confermato la destituzione di una professoressa di Chioggia, assente per 20 anni sui 24 anni complessivi di servizio, cacciata quindi dalla scuola a causa di inettitudine permanente ed assoluta. In classe per soli 4 mesi consecutivi aveva scatenato le proteste degli allievi. Secondo gli ispettori del MIUR, voti attribuiti in modo umorale, spiegazioni confuse, in aula usava spesso il cellulare. Questa la notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi. Infine un fatto di cronaca: attraversano i binari di notte 2 giovani travolti dal treno, un morto e un ferito a Mestre. È successo sabato prima di mezzanotte. Investito e ucciso un 25enne calabrese, insegnava ginnastica. Dopo una serata in un locale di Marghera non si sono serviti del sottopasso ferroviario, stavano attraversando appunto i binari e sono stati travolti da un treno. Miracolato invece il 23enne veronese che era assieme al 25enne calabrese, studente di Ca' Foscari, ha detto ai soccorritori: volevamo raggiungere in fretta un bancomat. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.